Passerei adesso la parola al dottor Andrea Nuzzi di Cassa Depositi e Prestiti per una relazione sulle tranced cover. Anche questo è un tema per noi importante, soprattutto nell'ottica di una integrazione tra risorse pubbliche e risorse private. Prego. Grazie mille dell'invito, grazie al Presidente Cioni e a Leonardo Nafissi per l'invito. Sono anche contento, mi dicono che ieri siete stati bene nella nostra location, è un piccolo cenno di vicinanza a questo mondo dei confidi. In realtà il mio intervento originariamente doveva vertere sul tema del tranche cover, quindi un tema molto specifico, però alla luce delle relazioni che mi hanno preceduti rifocalizzerò l'argomento su un aspetto un po' più generale e poi farò vedere alcune cose che stiamo facendo insieme ai confidi che appunto attengono specificamente alla technicality del tranche cover. Allora, prendo in prestito 3 pezzettini di relazioni di chi mi ha preceduto, quindi il tema del professor Giudici, che vede il sistema bancario, il sistema italiano come un sistema fortemente bancocentrico, il tema del dottor Messina che suggeriva come esiste un angolo anche etico in termini di finanza, quindi parlava di sostenibilità, di etica, di rendimenti calmierati, di inclusione finanziaria. Ecco, questa premessa è una premessa essenziale per descrivere quello che fa e quello che è Cassa Depositi e Prestiti, e ci arriveremo dopo. E il terzo aspetto, una pagina del dottor Frigiolini che aveva fatto vedere tutta una serie di player che erano sul mercato su questa filiera. Notavo, non con disappunto, ma diciamo è un incentivo a migliorare, che mancava Cassa Depositi e Prestiti, perché naturalmente Cassa Depositi e Prestiti è percepita da tutto il mondo, da tutti il 100% delle persone che è seduta in questa sala, come un operatore coinvolto solo su grandi salvataggi di natura straordinaria, che è l'unica cosa che Cassa Depositi e Prestiti non può fare da statuto, no? Quindi ogni giorno voi leggete sul giornale che dovremo salvare un'azienda piuttosto che un'altra ancora, tutte tipicamente di dimensioni enormi. Ecco, questi interventi non sono compatibili con il nostro statuto. Noi siamo, per tornare a quello che diceva il dottor Messina, un investitore mission oriented, quindi dobbiamo fare delle cose compatibili con il nostro statuto e in particolare abbiamo come prima missione il supporto all'economia nazionale. Quindi l'assenza in quella famosa pagina del dottor Frigiolini dipende dal fatto che non siamo abbastanza bravi a comunicare quello che facciamo. Quindi noi utilizziamo anche queste riunioni per informare di quello che facciamo, perché sono cose abbastanza che hanno abbastanza impatto sull'economia italiana. Noi siamo un investitore anticiclico per eccellenza, abbiamo nel nostro mandato appunto il supporto all'economia e con il nuovo piano industriale che poi verrà presentato il 5 dicembre pubblicamente, quindi fra un paio di settimane, il cuore del piano è lo sviluppo del mondo delle PMI e delle mid cap. Come interveniamo in questi settori? Interveniamo sul mid to large corporate in modalità diretta, cioè diamo finanziamenti sotto tutte le forme tecniche alle aziende, e il mondo delle piccole e medie imprese e il mondo delle mid cap lo raggiungiamo in modalità indiretta. Nel 2009, 10 e 11 la modalità indiretta era rappresentata unicamente da cooperazione e sinergia con le grandi banche nazionali. Abbiamo iniziato così. Nel triennio seguente abbiamo ampliato la platea alle banche di carattere regionale, guardo in particolare qualcuno seduto in sala, il credito cooperativo, abbiamo sviluppato sempre di più questa attività di cooperazione. Con l'ultimo piano industriale, quindi dal 2016, abbiamo ampliato le sinergie con il sistema finanziario e il sistema bancario in generale, includendo 2 player che per noi sono chiavi per arrivare all'ultimo miglio, che sono le piccole e medie imprese: le finanziarie regionali e i confidi. Prima del 2016 non c'erano aree di cooperazione con questo mondo. Dal 2016 in poi queste aree sono state prima sperimentate in modo tattico e stanno diventando sempre più importanti e saranno il cuore del nostro piano industriale. Perché? È un tema di modello. Noi non riusciremo mai ad arrivare ad affidare direttamente la piccola e media impresa. È impossibile. Non abbiamo la struttura, una cosa che diciamo sempre, molto spesso quando ci chiedono di fare tutto. Noi siamo allo stato attuale 800 persone, il nostro omologo tedesco sono 7.500, il nostro omologo francese sono 4.500 persone, quindi non c'è la capacity fisica per andare direttamente sulle PMI e quindi il Confidi per noi è chiave.
è chiave ed ha una triplice valenza il rapporto con i confidi. Per noi appunto il confidi è un canale, quindi la cosa proprio più basica è il canale per arrivare alla piccola e media impresa. Ha tutte le informazioni per poter arrivare alla piccola e media impresa, noi non avremo mai tutte queste informazioni e quindi naturalmente dobbiamo affidarci a questo canale. È un cliente, e questa è la buona notizia, perché da qualche mese, anzi da un annetto e mezzo, il Confidi è anche un cliente. Abbiamo sperimentato forme di controgaranzia, e poi arriviamo alla technicality del tranche cover e come lo vediamo noi il tranche cover. Abbiamo sperimentato forme di controgaranzia a favore del Confidi. Quindi noi con il nostro ruolo di Istituto Nazionale di Promozione prendiamo soldi che tipicamente sono inutilizzati da parte delle regioni italiane e le mettiamo a servizio dei confidi con un'ottica di controgaranzia. L'abbiamo fatto in Emilia Romagna, lo rifaremo in Emilia Romagna nei prossimi mesi, lo stiamo facendo in altre regioni italiane e questo è importante che si sappia perché voi a livello locale, a livello regionale avete anche una grande capacità di moral suasion sugli amministratori regionali. Quindi ci dovete dare una mano a fare più iniziative di questo tipo. Dal punto di vista della technicality, noi abbiamo un approccio in termini commissionali veramente remunerazione del costo. Siamo molto diversi da altre tipologie di operatori, proprio perché i nostri profitti, noi facciamo 2 miliardi e mezzo di profitti all'anno, non ci vengono da attività caratteristiche del business, ma vengono dai dividendi delle nostre partecipate. Quindi il nostro bilancio deve essere sempre più forte proprio perché noi dobbiamo spingere sull'attività etica, sull'attività a sostenibilità del costo, ma niente di più. La terza cosa, ed è una novità di questi ultimi mesi, alcuni confidi sono anche partner di operazioni in cui noi siamo anchor investor. Uno dei ruoli principali che stiamo sviluppando, soprattutto sulla media azienda, è quello di essere l'investitore chiave di operazioni di emissione obbligazionaria, di operazioni di finanziamento. E vediamo piano piano che alcuni confidi utilizzano la propria tesoreria per sottoscrivere operazioni di mini bond. Oggi sarà annunciata l'operazione di mini bond, di emissione obbligazionaria di De Cecco, marchio pazzesco della nostra realtà italiana, 450 milioni di fatturato, azienda che fa più del 50% del proprio fatturato all'estero, leader indiscusso delle paste premium. Noi siamo anchor investor col 50% dell'operazione di mini bond, uno dei confidi che peraltro ha parlato ieri sottoscriverà l'altro pezzo dell'operazione insieme ad altri piccoli investitori. Questo ruolo di anchor investor a noi piace molto perché diamo segnaleticamente la non bollinatura, ma la presenza di un investitore evoluto come Cassa Depositi e Prestiti crediamo che possa attrarre investitori anche con dimensioni un po' più piccole del nostro ticket su queste tipologie di mercati. È stato detto molto spesso nelle relazioni che mi hanno preceduto l'innovazione finanziaria. Si parlava del venture capital, si parlava del private equity, si parlava di mini bond. Anche qui probabilmente nessuno di voi lo sa, ma noi siamo il primo investitore italiano sul venture capital. L'anno scorso abbiamo sul 100% delle risorse abbiamo messo l'80% di tutte le risorse del mercato italiano. Siamo il primo investitore di borsa, quindi imprese a grande capitalizzazione, anche questa è una cosa che forse non si sa. Noi finanziamo le grandi aziende con un'ottica di filiera, cioè diamo i soldi alle grandi affinché loro poi possano avere un effetto di spillover sulle piccole. Tranche cover, 1 minuto e mezzo e poi finisco. In realtà per come lo interpretiamo noi, lo strumento del tranche cover non è come ne avete sempre sentito parlare, quindi voi come garanti. Quello che noi invece facciamo è che noi vorremmo fare tranche cover a vostro favore, cioè voi come garantiti da parte nostra. Lo abbiamo già fatto 3-4 volte. Come lo facciamo? Prendiamo risorse di terzi, mettiamo risorse nostre e controgarantiamo nuovi impieghi da parte dei confidi. Quindi questa è una technicality, noi utilizziamo la technicality del tranche cover ma mettendoci dietro al confidi e non lavorando sul tranche cover in co-garanzia insieme ai confidi oppure come garanti insieme ai confidi sulle strutture. L'altra cosa che stiamo facendo, che è una cosa molto importante e su cui abbiamo bisogno soprattutto dell'aiuto delle
delle associazioni di categoria che è molto importante. Stiamo lavorando con le principali banche italiane per fare i cosiddetti bond confidi. Cosa sono bond confidi? Voi sapete perfettamente che avete una serie di risorse che utilizzate, e che possono essere anche risorse pubbliche, utilizzate come fondo rischi. Quello che noi stiamo tentando di fare è fare un'attività di coordinamento dell'utilizzo di queste risorse fra più confidi, affinché queste risorse possano essere messe come garanzia di prima perdita per portafogli multiregionali fatti dalle banche. La banca, abbiamo alcuni autorevoli esponenti delle banche in questa sala, tutto il mondo bancario verrà a parlare oggi pomeriggio, non ha nessun incentivo, oramai lo sapete, a lavorare con portafogli monoregionali o con portafogli di carattere regionale. Quello che stiamo facendo come cassa è quello di coordinare più confidi, apportare risorse affinché si creino delle strutture di tranche cover multiregionali da parte delle banche. Noi come cassa che ruolo abbiamo? A parte un ruolo di strutturazione, ma abbiamo un ruolo di equalizzatore delle perdite. Cioè il Confidi avrà la matematica garanzia che ogni euro che apporta verrà utilizzato come escussioni per i propri clienti, senza creare mutualizzazione delle perdite fra differenti patrimoni. Questa è un'attività super innovativa, lanceremo la prima operazione con una delle principali banche italiane entro febbraio. Una volta blindata la struttura, a noi farebbe piacere farlo in modo piuttosto massivo. Grazie.